Momenti di paura la scorsa notte a Mestre, diversi colpi di pistola sono stati sparati all'interno del parcheggio di un fast food, indagano le forze dell'ordine. Tragedia in una casa di riposo del Trevigiano, un 90enne è morto soffocato mentre stava cenando, forse per colpa di un tovagliolo di carta ingoiato. La famiglia si rivolge ad uno studio legale. L'ondata di caldo e afa continua in tutto il Veneto e nelle prossime ore raggiungerà il picco tra 38 e 40 gradi, raffica di malori, domani Venezia e Verona città da bollino rosso. Autonomia con lo stallo da martedì sera dopo il vertice di maggioranza a Roma, tutto fermo dopo che il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi ha paventato dubbi di incostituzionalità sulla bozza di legge. Un cittadino nigeriano è stato denunciato per aver preso a pugno un residente del quartiere Altichiero di Padova, l'uomo è ritenuto responsabile di alcuni atti di vandalismo. Momenti di paura per un pescatore trevigiano caduto questa mattina nelle acque del fiume Monticano, salvato da pompieri e da un carabiniere. È stata pizzicata dalla polizia locale mentre prendeva il sole in bikini all'interno dei giardinetti di Papadopoli, a 2 passi da piazzale Roma-Venezia, multa di 250 euro per una turista canadese. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, in primo piano dunque la cronaca con quanto accaduto la scorsa notte all'interno di un parcheggio di un fast food a Mestre. Sono stati sparati alcuni colpi di pistola da alcuni sconosciuti, ancora non sono chiare le cause di quanto accaduto, i motivi di questi spari e verso chi erano rivolti, ma ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Mestre, paura nella notte nel parcheggio del Burger King lungo il Terraglio. I residenti della zona infatti si sono svegliati di soprassalto perché avevano sentito il forte rumore di spari e qualche minuto dopo le sirene delle volanti della polizia. Gli agenti della squadra mobile infatti stanno cercando di identificare un uomo che questa notte ha esploso appunto alcuni colpi di pistola e, stando alle prime verifiche, erano diretti verso una prostituta che in quel momento era appartata in auto con un cliente. Dopo aver sparato, l'uomo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce e gli agenti della questura sono al lavoro da ore per cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio, ma soprattutto comprendere il movente. Per ora da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro Ilaria Marchiori. Muore soffocato forse da un tovagliolo di carta, 90enne malato di Alzheimer, era ospite in una casa di riposo nel Trevigiano. La famiglia si è rivolta ad uno studio legale per accertare eventuali responsabilità. Stava pranzando quando ad un tratto è stato trovato riverso sul tavolo in stato di asfissia cianotico. L'anziano 90 anni malato di Alzheimer era ospite di una casa di riposo del Trevigiano. Quando il personale della struttura si è accorto della situazione, ha prima provato la manovra di Heimlich, poi ha allertato il suo M118. Il 90enne probabilmente aveva ingerito un tovagliolo di carta. Quando sono arrivati i soccorritori l'uomo è stato intubato. Durante questa operazione gli è stato estratto del materiale di carta di 10 cm per 5, verosimilmente un tovagliolo. Immediatamente trasportato al pronto soccorso, il 90enne è morto poco dopo per arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti lo scorso 5 giugno. I familiari, dopo il funerale del loro caro, non riuscivano a darsi pace. Si sono quindi rivolti ad uno studio legale per accertare se ci sia stata una responsabilità per la mancata o insufficiente vigilanza da parte del personale della struttura. Parliamo adesso dell'ondata di caldo africano che non accenna ad attenuare la propria morsa sulla nostra regione e nelle prossime ore si toccheranno i 38-40 gradi, mentre domani Venezia e Verona saranno tra le città più calde d'Italia. Un caldo da disagio fisico intenso, l'efficace descrizione del centro meteorologico di Teolo dell'ARPAV, oltre ad una constatazione indiscutibile e purtroppo anche una previsione. L'anticiclone subtropicale africano che sta soffocando il veneziano dà tutta l'impressione di volersi fermare ancora un altro po'. Soprattutto venerdì Venezia sarà tra le città più calde d'Italia, raggiungendo il cosiddetto bollino rosso, le giornate nelle quali il Ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione diretta
diretta al sole tra le 11 e le 18, fascia oraria in cui suggerisce anche di non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta. La lunga presenza dell'anticiclone ha fatto calare un po' su tutta la nostra penisola una campana di vetro invisibile, ma che di fatto blocca le masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera prossimi al suolo, e soprattutto questo in pianura padana, quindi una massa d'aria che con il passare dei giorni si carica sempre più di calore, quindi diventa sempre più calda, e soprattutto di umidità. E i risultati purtroppo sono quelli che stiamo vivendo: temperature ben al di sopra dei valori medi, 8, 9, anche 10 gradi al di sopra. La Protezione Civile di Venezia ricorda che è attivo il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore attuato dal Comune, settore Protezione Civile e servizi alla persona e alla famiglia, in collaborazione con l'azienda Ulstre Serenissima. Per un cambiamento, e lì sarà pericoloso, dovremo aspettare a metà della prossima settimana, quando si infiltrerà qualcosa di instabile e potrebbero esserci dei temporali. Per quanto riguarda le temperature, il massimo si attende per domani, dopodomani, quando i valori raggiungeranno anche i 38 gradi e forse qualcosa di più. Poi dovrebbe calare lentamente e portarsi su valori più normali. Ricordo pure che poi andiamo incontro al periodo più caldo dell'estate. E adesso la questione autonomia, con lo stallo da martedì sera dopo il nulla di fatto nel vertice di maggioranza a Roma. Tutto fermo dopo che il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi ha paventato dubbi di incostituzionalità sulla bozza di legge. Un Salvini decisamente irritato l'aveva sottolineato martedì sera: l'autonomia affermata dai burocrati che non vogliono perdere i loro piccoli poteri. Ma chi sono questi burocrati? È lo staff del DAGL, acronimo che sta per Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, che fa capo a Palazzo Chigi, ovvero lo staff che fornisce dossier sulle leggi in discussione al Consiglio dei Ministri, che nello specifico per l'autonomia del Veneto sottolineerebbe alcune incostituzionalità. Attenzione, il parere del Dipartimento non è vincolante e l'esempio è il dossier negativo sul reddito di cittadinanza, che comunque poi è diventato legge. Ma è pur sempre l'ennesimo sasso sul binario dell'autonomia differenziata. I dubbi sono in particolare sulla copertura finanziaria, che metterebbe ulteriormente in crisi il bilancio dello Stato, per poi puntarsi sulle richieste di tutte e 23 le materie concorrenti, che porterebbero di fatto le ragioni richiedenti al pari di quelle storicamente autonome, cosa vietata dalla Costituzione. Già da ieri comunque è iniziato il contrattacco da parte del Presidente Zaia, che prima di intraprendere il cammino autonomista aveva creato uno staff di giuristi di fama internazionale, che ora giudicano quantomeno inappropriate le osservazioni del Dipartimento di Palazzo Chigi. Ora l'autonomia rischia di impantanarsi su due piani, quello formale tra giuristi e quello sostanziale tra schieramenti politici, dove purtroppo, sottolineano più voci tra Camera e Senato, e nella più tipica delle prassi italiane, verrà scambiata con qualche provvedimento di pari peso a favore del Sud. Intanto il mondo imprenditoriale veneto assiste con attenzione e apprensione all'evolversi del dibattito sull'autonomia, e il secondo presidente regionale di Unioncamere, Pozza, è ora che il mondo imprenditoriale veneto eserciti la sua pressione sulla politica. Dall'ultimo vertice di Palazzo Chigi arriva l'ennesimo slittamento dell'autonomia. La tensione politica è alta. Gli imprenditori, le associazioni di categoria del Veneto assistono con una certa perplessità ad un dibattito che vive di continui rinvii. Io mi auguro che non sia un'autonomia all'acqua di rosa, perché non ce ne faremo niente assolutamente. Abbiamo bisogno di un'autonomia vera e propria, ma non perché vogliamo staccarci dall'Italia, ma perché è stato evidenziato più volte, e i numeri non ci danno ragione, che una buona gestione, ovviamente, come è qui nei nostri territori, ha delle probabilità per essere ancora migliore, avendo delle competenze, delle deleghe e delle risorse. È evidente che è dimostrato che ci sono dei territori che sanno governare meglio di altri o in maniera diversa, ed è evidente che i territori che hanno dimostrato capacità di governo devono essere premiati, permettendo loro di avere maggior potere decisionale nelle scelte che interessano il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, ma anche i cittadini stessi. Questo è il concetto. Secondo il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, una presa di posizione forte a favore dell'autonomia deve arrivare anche dal tessuto produttivo regionale.
Il mondo dell'economia, il mondo degli operatori deve sostenere, direi a 360 gradi, l'azione che il governatore sta portando avanti. Ci deve essere una pressione non solo della politica ma di tutto il contesto. L'autonomia deve essere anche quella di dire su alcune materie il Veneto ha necessità di regole da decidere nel Veneto per le esigenze del Veneto rispetto ad altre regole che può decidere un altro territorio compatibilmente con le proprie esigenze. Torniamo alla cronaca perché c'è un epilogo triste nella vicenda di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera che era scomparso nelle acque del Piave a Fagarea di San Biagio di Callalta durante una nuotata con un amico. Questa mattina intorno alle 11:30 i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Treviso hanno recuperato il corpo senza vita del giovane a 50 metri circa da dove si era tuffato in acqua. Ora del caso si occuperà la Procura di Treviso che sul caso appunto aprirà un fascicolo per effettuare tutti gli accertamenti. Violenza martedì sera ad Altichiero, nella frazione di un quartiere di Padova. Un nigeriano noto come il vandalo del quartiere ha preso a pugni un operaio che stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Ha considerato l'incubo del quartiere perché nei mesi scorsi ha vandalizzato oltre 50 auto, costringendo addirittura l'estate scorsa i residenti a barricarsi in casa quando lui girovagava per strada. Ora un 30enne nigeriano che vive in zona Altichiero a Padova è passato alla violenza prendendo a pugni un 55enne che vive nel quartiere e che stava tornando a casa in bicicletta lungo via Istria. Il giovane africano, che pare sia affetto da disturbi psichici, ha rincorso per alcuni metri l'operaio che stava rincasando, lo ha afferrato e colpito in pieno volto, poi gli ha strappato di mano la catena del lucchetto e l'ha picchiato nuovamente. La scena è stata notata dai dipendenti di un'officina che hanno separato i due uomini e chiamato subito la polizia e i soccorsi. Il nigeriano è stato portato in questura e denunciato per lesioni. A suo carico sono almeno una ventina di precedenti simili. La paura che possa spingersi oltre. Nell'Alta Padovana invece vandali, ancora vandali in azione, questa volta con sassate contro la scuola e la sede della Protezione Civile di Campo San Martino. I carabinieri stanno cercando i colpevoli degli atti vandalici commessi a Campo San Martino nel fine settimana. Qualcuno infatti ha scagliato pietre contro le vetrate del plesso di Via dei Gasperi nella frazione di Marsango, negli spazi che ospitano la scuola media, la biblioteca e la sede della Protezione Civile. La struttura che d'estate, complice la fine delle lezioni, è spesso vuota. Per molte ore infatti nessuno si è accorto dei vetri rotti. Gli atti vandalici sono stati notati solo martedì, quando il tecnico dei lavori pubblici del comune è arrivato sul posto per alcuni sopralluoghi. È stato lui a sporgere denunce ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Attraverso le immagini delle telecamere della zona si spera di individuare i colpevoli. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove una turista canadese di 23 anni è stata multata perché sorpresa a prendere il sole in bikini all'interno dei giardini Papadopoli, a pochi passi da Piazzale Roma. La giovane si è vista comminare una multa da 250 euro dalla polizia locale. Gli agenti hanno così applicato l'articolo 30 del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana comunale, approvato di recente dal Consiglio Comunale Lagunare, che prevede sanzioni per i cosiddetti visitatori caffoni del centro storico. Non solo, ma la polizia locale ha applicato anche, sempre secondo il nuovo regolamento, 2 DASPO urbani nei confronti di 2 cittadine romene di 21 e 27 anni bloccati in campo dei Tolentini mentre fingevano di raccogliere firme e soldi per una fantomatica associazione internazionale per bambini poveri. Le 2 ragazze, per rendere la messa in scena più credibile, si accreditavano come dipendenti della regione Veneto. Per entrambe, al termine degli accertamenti, è scattato l'ordine di allontanamento dal centro storico, a cui si aggiunge il pagamento di sanzioni per un totale di 450 euro. E momenti di paura questa mattina intorno alle 6 per un pescatore caduto in acqua nelle acque del Monticano. L'uomo è stato salvato dai pompieri e da un carabiniere. Stava pescando lungo le rive del Monticano questa mattina intorno alle 6 in via Palazzi a Gorgo al Monticano, quando forse ha perso l'equilibrio ed è caduto nelle acque del fiume.
Fortunatamente l'uomo è riuscito a rimanere aggrappato alla riva senza venire trascinato dall'acqua. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Montebelluna che si sono calati per recuperare il pescatore, insieme a loro anche un carabiniere che ha aiutato i pompieri, riuscendo infine a portare in salvo l'uomo, un intervento molto difficoltoso che fortunatamente si è concluso nel modo migliore. Torniamo a parlare delle Olimpiadi invernali del 2026, dopo la vittoria parte l'avventura organizzativa, parola d'ordine, cominciare subito a lavorare. Il timer è già partito, guardate che 7 anni sono nulla, poi noi dobbiamo rivoluzionare mezza montagna veneta e non farlo solo dal punto di vista sportivo, lo dobbiamo fare anche dal punto di vista viabilistico, di infrastrutture. Pronti via! Se pensate che 7 anni siano tanti, non avete mai avuto a che fare con l'organizzazione di una Olimpiade. E così il governatore Zaia lancia subito il primo appello ai bellunesi, creare già ora il brand a 5 cerchi. Bisogna crederci fino in fondo, mettere i loghi delle Olimpiadi sulle vetrine di tutti i negozi, su tutte le porte degli alberghi, fare i programmi già da oggi per le Olimpiadi, pensare che ci devono essere i piatti delle Olimpiadi, insomma bisogna brandizzare l'intera montagna veneta. A Milano, tanto per dire, già bus e tram hanno cominciato a spingere con le scritte a bordo. Scherzi a parte, il piano va stilato ora, sulla base di un dossier che ha già messo nero su bianco lo scenario. Segnatevi la data, 6 febbraio 2026, cerimonia di apertura a Milano, San Siro. 22 febbraio 2026, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. In mezzo 14 siti competitivi, di cui 7 esistenti, 3 temporanei, 3 esistenti ma da riqualificare, uno nuovo. E il concetto di 0 cattedrali nel deserto. Un esempio. Il villaggio olimpico di Cortina verrà smontato e diventerà sede di protezione civile in giro per il Veneto. La scelta dei top manager a guidare la governance è già iniziata. Di certo avremo 2 componenti, una operativa che sarà quella che smazza gare, che fa ristrutturazioni, impianti e quant'altro, e quella poi diciamo il board esecutivo che seguiranno in maniera tale che le linee di indirizzo siano rispettate. Impatto da brivido nelle stime delle università chiamate a studiare i benefici, PIL da 839 milioni di euro, 13.800 unità di lavoro, 226 milioni di gettito fiscale, 365.000 turisti attratti extra Olimpiadi. E a chi ha storto il naso puntualizzando che a Cortina va lo sci femminile e non quello maschile, Zaia replica ricordando i talenti del vivaio rosa. Noi abbiamo fatto un investimento, siamo convinti che al 2026, visti i vivai che abbiamo oggi, sarà non più valanga azzurra ma sarà valanga rosa e ce l'avremo in casa. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare degli esami di maturità, perché in questi giorni sono iniziate le prove orali con le modifiche recentemente introdotte che tanto preoccupano gli studenti. Allora io entro e devo firmare ovviamente la mia entrata e poi trovo 3 buste davanti a me. Ne estraggo una ovviamente e dentro posso trovare una frase, una parola, un'immagine, ecco, di diverse materie. Funziona così il nuovo esame orale di maturità. A raccontarcelo questo studente del liceo Canova che ha appena finito le sue fatiche. Non più la tesina, scritta e preparata prima e poi discussa davanti alla commissione. Da quest'anno la prova orale davanti ai professori inizia con il brivido dell'estrazione della busta, fra 3 possibilità diverse per tutti i maturandi. All'interno della busta una frase, un testo, una foto che funziona come traccia di partenza da cui sviluppare un discorso articolato su più fronti. Cerca di sondare, ecco, diciamo, la capacità di mettere in relazione le conoscenze delle varie discipline, quindi questa è una difficoltà diciamo in più. Nella mia c'era Piazza Tiananmen e ho parlato appunto di livello storico di Piazza Tiananmen. C'era il paleomagnetismo. La globalizzazione in inglese, ho messo qualche parola in croce e parlato un po' in inglese. E proprio l'incognita di non sapere fino all'ultimo l'argomento preciso da discutere aveva nelle scorse settimane seminato dubbi e timori fra gli studenti. Via via che gli studenti affrontano questo momento, insomma, si rendono conto che anche quella, la famosa busta, insomma, quindi la proposta iniziale, diciamo, della commissione comunque riguarda i contenuti e i metodi delle discipline che hanno studiato. Dopo un po' la difficoltà iniziale, comunque una volta che si è preso
preso l'esempio si riesce insomma ad affrontare, ecco. E forse proprio il fatto di essere stati i primi del nuovo corso ha suggerito un po' di clemenza in più ai professori. Credo proprio di sì, che siano stati più buoni perché è la prima volta e siamo i primi. Ce l'ho sabato, sono abbastanza preparato, presumo, spero, e niente, speriamo mi esca qualcosa che sappia, perché sennò sarebbe un po' un problema partire male. Lo sport nel quartier generale del Venezia Calcio sono certi, il Palermo non ha presentato i documenti necessari per l'iscrizione in Serie B entro il 24 giugno e quindi ora verranno esclusi dal campionato con la conseguente ammissione del Venezia. Nuovo colpo di scena, l'annuncio arriva direttamente dal presidente del Venezia Calcio, Gio Tacopina. La società da ora lavora alla riammissione al campionato di Serie B. Oggi, come non mai, mi sento sicuro che il mio club l'anno prossimo militerà nella serie cadetta. Ma da dove viene tutta questa sicurezza del presidente? Ci dà non la certezza matematica, perché ci deve essere un percorso di valutazione, ma per le informazioni che abbiamo acquisito e soprattutto per le dichiarazioni che sono state fatte direttamente dal Palermo, ci sentiamo tranquilli di essere la prima squadra che verrà riammessa al campionato di B. D'altronde il Palermo ha dichiarato di non aver presentato la fideiussione, che questa fideiussione non è mai esistita e le norme su questo, come ha dichiarato anche il presidente Gravina oggi, sono stringenti e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione o di deroga. Dalla partita contro Carpi è caduto di tutto: tensioni, capovolgimenti di fronte continui, play out sì, play out no, sentenze, emozioni. Oggi i segnali che arrivano da Palermo sono tutti a favore di un Venezia in Serie B. Anche se in un modo non, chiamiamolo così, non dipendente direttamente da noi, ma per un inadempimento loro, però sia finalmente emersa una situazione che sicuramente ci avvantaggia, ma forse ripristina anche un po' di equità. Sul piano amministrativo la società si sta già muovendo come se la Serie B fosse certa. Adempimenti, documentazione, fideiussione come richiesto da questa categoria. E oggi ovviamente in considerazione dell'informazione che abbiamo non possiamo che pensare alla Serie B, stiamo già facendo tutta la documentazione integrativa necessaria da depositare per il 5 di luglio e poi dal punto di vista sportivo cominciamo a ragionare in quest'ottica. Sul piano sportivo nessun tentennamento, inutile prendere tempo e attendere l'ufficialità, il mercato non aspetta, il Venezia ha le idee chiare su come muoversi. E qui dovrà essere bravo il direttore sportivo, comunque individuare dei giocatori che nella prima fase siano positivi sia per un campionato importante di Lega Pro che per un campionato di Serie B, ma ripeto, nel dubbio mi sentirei molto più spinto a creare la squadra per fare la Serie B. Shock in stazione a Padova, 12 morti avvolti da teli bianchi all'esterno dell'ingresso. Si tratta di un'opera d'arte. 12 teli bianchi che avvolgono altrettanti corpi stesi a terra. Ecco quanto si sono trovati davanti i pendolari e i viaggiatori diretti in stazione a Padova per prendere il treno. L'installazione dell'artista Andrea, 12 anni, realizzata grazie ad Avvocato di Strada Onlus. Come ha spiegato sulla pagina Facebook del gruppo di Coalizione Civica, un'opera d'arte, o meglio un flash mob, che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema degli sbarchi dei migranti e sulle morti in mare. L'installazione però sta suscitando un forte dibattito politico sui social network. Coalizione Civica la definisce toccante. Di tutt'altro genere invece il commento del senatore leghista Andrea Ostellari. In un post su Facebook scrive: Padova oggi si sveglia così, agli artisti che hanno realizzato questa pagliacciata solo poche parole, zero partenze uguale zero morti. È stato Riccardo Sciaia ad aggiudicarsi il premio Una vita nella musica 2019. Nella categoria giovani premiati la musicologa Benedetta Zucconi, il quartetto Adorno e la compositrice Clara Iannotta. È di Milano, ha studiato nei conservatori di Perugia e Roma e all'Accademia di Siena e attualmente è direttore musicale del Teatro alla Scala e direttore principale della Filarmonica della Scala. Riccardo Sciaia ha ricevuto al Teatro La Fenice il premio Una vita nella musica 2019
prestigioso riconoscimento creato nel 1979 da Bruno Tosi per celebrare le personalità più illustri della scena musicale internazionale e giunto quest'anno alla sua 32esima edizione. Prima di lui, solo per citare alcuni protagonisti, hanno ricevuto questo riconoscimento Rubinstein, Rostropovich, Abbado, Giulini e Bernstein, ma anche Carla Fracci, Zubin Mehta, Claudio Scimone e i solisti veneti. L'ultima esibizione di Riccardo Sciai sul palcoscenico del Teatro La Fenice corrisponde a un evento di grande rilievo nella storia del teatro veneziano, vale a dire il primo concerto dell'Orchestra Filarmonica della Fenice, il 10 maggio 2010. È tutto, vi lascio ad una nuova puntata di Ore 13, grazie per l'attenzione, previsioni del tempo, arrivederci. Ben trovati al meteo. La stagione estiva è iniziata con la presenza di un poderoso anticiclone africano che sta sì portando il bel tempo ma anche un caldo record. E sarà così anche per la giornata di venerdì 28 giugno. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno al massimo velato dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi a partire dal pomeriggio anche con isolati temporali associati. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, massime piuttosto calde comprese tra 31 e 35 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico nordafricano garantisce un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, con qualche occasionale piovasco al pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature minime tra 24 e 26 gradi, massime anche in questo caso piuttosto calde, oscillanti tra i 33 e i 34 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime roventi tra 37 e 38 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.